La domanda è: serve ancora questo progetto? Ma sono state valutate le condizioni, il rischio idrogeologico, i nuovi insediamenti anche produttivi che sono stati fatti lungo la Treviso Mare, oppure gli insediamenti da farsi, vedi Amazon? Un'altra domanda da farci è assolutamente il fatto se la valutazione di impatto ambientale è ancora valida o meno. Le domande che pone la sindaca di Silea sono le stesse di molti suoi colleghi interessati dal passaggio della futura Via del Mare, il nuovo tratto autostradale di 19 km tra il casello di Meulo lungo la A4 e il comune di Jesolo, fino alla rotatoria della Frova. Voglio capire, continua Cendron, che impatto avrà l'opera per la viabilità del mio comune già congestionata. Le fa eco la collega di Roncade. La Via del Mare è una necessità dal punto di vista infrastrutturale, spiega Zottarelli, perché l'attuale arteria non riesce ad assorbire la mole di traffico, ma l'autostrada a pagamento non risolve il problema. Abbiamo un traffico che sicuramente per non pagare il pedaggio si riverserà su strade comunali e intercomunali provinciali, ne abbiamo anche noi nel nostro territorio che sono strette, sono sottodimensionate a loro volta per il traffico attuale. La questione resta, sottolinea la sindaca di Monastier Paola Moro, se non si risolve il nodo a valle della rotonda della Frova. Per questo chiediamo alla Regione di intervenire prima qui e poi valutare la Via del Mare. L'impressione è che una volta risolto il problema viabilistico del litorale, quindi il collegamento anche con Cavallino da una parte e l'altro litorale di Jesolo, si possa anche risolvere la questione del traffico soltanto mettendo in sicurezza la Treviso Mare, le intersezioni. Nemmeno il project financing per la realizzazione dell'infrastruttura piace alle prime cittadine scettiche che verranno applicate le esenzioni al pedaggio annunciate. Stiamo approfondendo la possibilità di fare ricorso al TAR, aggiunge Cendron, ma prima dobbiamo vedere la convenzione che sarà firmata. Di tutt'altro tenore la reazione del sindaco di Jesolo, De Zotti. È un momento storico per la città e per lo sviluppo di tutto il litorale. È un intervento atteso da almeno 30 anni. Comprendo però le preoccupazioni dei miei colleghi, ma con la Regione stiamo già lavorando alle opere complementari all'interno di Jesolo e verso Cavallino. Stiamo programmando anche la bretella est, quindi quella che porterà verso Piazza Torino. Questa inciderà, questi sono i campi che abbiamo già stimato e condiviso con Regione del Veneto, circa un 25-30% dei veicoli che arriveranno a Rotonda Tosano e saranno, diciamo così, dirottati appunto verso Lido Est. Questo sarà già una risposta che permetterà di risolvere molto del problema imbuto.